di gioia poter porgere a nome di tutta l'amministrazione comunale e della cittadinanza il referente saluto al vicario del nostro arcivescovo Monsignor Ignazio Santi, esprimendo di gratitudine per la sua presenza in mezzo a noi a presente di questo particolare evento che è quello dell'insediamento di Don Federico. Esprimo il mio personale compiacimento, quello dell'amministrazione comunale che mi onoro di rappresentare, della comunità civile e religiosa Don Federico, nuovo parroco della nostra chiesa dedicata a Santa Maria Maddalena, esternando la nostra stima e rispetto. Benvenuto perciò in mezzo a noi ed il popolo che rappresento la saluta con molta cordialità e speranza, consapevole di iniziare da oggi la nuova pagina della sua storia. Un'arte tradizionalmente strettamente legata alla parrocchia, perciò fiducioso di stabilire rapporti di reciproca attenzione, di collaborazione, pur nella attenzione della specificità dei ruoli di ciascuno. Infatti nella civile convivenza si organizza in modo adeguato, di chi ha responsabilità collettiva, come l'autorità politica e dirigenziale, uscendo dal proprio individualismo, da ascolto alle attese dei cittadini, che costituiscono il primo soggetto sociale cui occorre relazionarsi, proponendo chiaramente attività ispirate con finalità particolarmente riguardo alle istituzioni educative e formative, alla scuola, alla famiglia e ai giovani. La nostra è una comunità partecipe che vuole continuare ad essere una famiglia solidale, aperta, disponibile al dialogo, attenta ai bisogni dei deboli e dei poveri. Solo nel riconoscimento della pluralità delle idee è possibile reciprocamente arricchirsi e avvicinarsi alla verità, vivendo in comunione con gli altri, proponendo e non imponendo il proprio pensiero, ma trovando insieme una soluzione. Solo così la capacità di ciascuno può trasformarsi in risorse utili a vantaggio degli altri per costruire quel progetto di vita fondato nella vicendevole collaborazione che sta al vertice della società civile. Il mio auspicio è che la venuta di Don Federico possa trasformarsi in un richiamo e in uno stimolo forte per raggiungere importanti obiettivi. La sua presenza ridicolistica e giovane la generosità e la partecipazione sociale. Nelle famiglie in difficoltà la volontà di vivere la propria scelta con entusiasmo. La sua presenza sia segnata da un'intensa carica umana capace di creare dialogo e cooperazione. La disponibilità di una chiesa è dovuta alla lunga tradizione di vicinanza alla Chiesa, al lavoro costante dei sacerdoti che sono susseguiti. Voglio ricordare Don Carta, che a distanza di tanti anni ora viene ricordato per la sua spiritualità. Don Tesoro, che era il suo educatore. Dottor Torino, Don Torino, Don Nuovo, e più vicino a noi Destino, a cui va un sincero ringraziamento per aver dato il giorno per un grande morale e religioso. Don Madonna, insieme al conservatore, il quale incontriamo la sua volontà e semplicità. Voglio a noi tutti porgere un sentito ringraziamento al Vangelo, che in breve tempo ha dato l'università e l'escola alla Chiesa, e organizzato la parrocchia e creato un clima molto positivo, sicuramente per Alfredo, rimanere sposi di una chiesa che hanno potuto partecipare numerosi alla liturgia. Non hanno sempre risposto con entusiasmo alle attività parrocchiali, dando aiuto importante. Molte persone dedicano parte del loro tempo al decoro della Chiesa e alle attività dell'oratorio. Ci auguriamo che ciò continui in un rapporto sereno e costruttivo. Noi desideriamo concorrere a costruire una buona società dove la verità, la concordia e il rispetto reciproco possa essere i fondamentali valori del vivere comune. È un lavoro lungo, difficile e faticoso da fare insieme, giorno dopo giorno. Noi siamo qui per iniziare questo percorso nel segno della continuità del patrimonio ereditato e desiderosi di ulteriore crescita. Benvenuto perciò Don Federico nella nostra comunità.